Eccoli due carabinieri in più in forza alla compagnia guidata dal maggiore Giuseppe Agresti. Per la prima volta a Vittorio Veneto sono approdate due donne che vanno ad arricchire l'organico già quasi al completo. Accolte con professionalità dai colleghi, si sono già inserite nelle rispettive stazioni. Si tratta di Elena De Marco, 30 anni di Sacile, arruolata nel 2015. Dopo 4 anni a Tolmezzo ha preso servizio alla stazione di Vittorio Veneto sotto la guida del luogotenente Mauro Witt. L'altro militare è Valentina De Toma, 31enne barese di Molfetta. Arruolata nel 2014, è stata impegnata presso la stazione dei Carabinieri di Alpignano, in provincia di Torino. Ad agosto ha raggiunto Vittorio Veneto, dove ha iniziato la sua attività presso la stazione di Valdobbiadene, guidata dal maresciallo maggiore Riccardo Mallardi. Una rivoluzione rosa per la compagnia vittoriese, possibile grazie alla legge approvata ad ottobre 1999 che prevedeva l'ingresso del personale femminile in tutte le forze armate. Oggi le donne ricoprono ruoli importanti anche nel mondo militare. Molte le operazioni di servizi portati a termine dalla Compagnia di Vittorio Veneto, attività che ha alzato la percezione di sicurezza nella comunità.